Eccoci qua, mister, che lettura diamo a questa partita, un 2-0 che ci conforta e che ci fa ben sperare. Un primo tempo pimpante, però siamo forse un po' calati nel secondo. È agosto, la preparazione magari non è ancora al top. Lei come legge questa partita? No, giusto come hai detto te, sì, abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo creato parecchio, dove abbiamo sbagliato sì, anche qualcosina davanti, potevamo arrotondare un po' di più il primo tempo quantomeno. E poi nel secondo tempo è subentrata un po' di stanchezza e quindi siamo calati. Anche se poi nel finale ci siamo ripresi creando altre occasioni e poi segnando il gol del 2-0. Domenica abbiamo già subito un'altra partita contro la Fossaltese, che poi sarà la nostra prima avversaria in campionato, perciò iniziamo con un derby. Le indicazioni che possiamo trarre da questa partita in proiezione al campionato quali sono? In proiezione al campionato è che la squadra è ancora in fase di rodaggio, ci sono già comunque delle buone indicazioni da parte un po' di tutti i ragazzi. Vedo che comunque l'atteggiamento è quello giusto e quindi secondo me possiamo solo che migliorare. Allora, rimanendo invece sul trofeo, abbiamo qualche ambizione o si gioca per entrare in forma? No, il trofeo a me interessa, cioè per me tutte le partite sono da vincere, quindi per me il trofeo è importante e quindi faremo di tutto per vincere ogni partita. Grazie mister. Prego.